partiamo da questo, non abbiamo ancora assolutamente la comprensione di tutte le nostre dinamiche, di tutti i nostri meccanismi, quindi è il cervello in sé un mistero, la nostra coscienza è un mistero, non c'è ancora una definizione univoca di coscienza. E quindi, perché no, anche l'ipnosi sotto certi punti di vista, però sempre più ci sono ricerche, ci sono dati appunto sperimentali, dati di ricerca, c'è una modificazione a livello fisiologico del cervello quando viene utilizzata l'ipnosi, ci sono dei cambiamenti importanti a livello, non lo so, a livello clinico, quindi la persona che arriva con l'intenzione di smettere di fumare, magari dopo 1 o 2 sedute realmente smette di fumare, oppure la persona con un attacco di panico, dopo un breve percorso, perché i protocolli comunque dell'ipnositerapia non sono lunghissimi, dopo un percorso può risolvere le sue problematiche, quindi ci sono dei dati di evidenza naturalmente. È chiaro che non è facile sperimentare con l'ipnosi, è proprio, è chiaro, no? Perché bisogna utilizzare sempre lo stesso ipnotista, ad esempio, Certo. perché 2 ipnotisti diversi otterranno due risultati risultati diversi. E quindi è molto particolare questa cosa, però direi che nella comunità scientifica sempre più è accreditata come strumento, viene utilizzata negli ospedali. Noi stessi come scuola abbiamo diverse volte accompagnato persone a fare degli interventi, non lo so, semplicemente in analgesia ipnotica senza utilizzare l'anestesia. l'anestesia. Esatto.